In Nugoro, in su ziru de pacu tempus, sos carabineris han ricevuto duosa denunzias pro pacamento fattos chindinare vrassu. Sos militares han accollius a denunzia di un commerciante di Nugoro che ha tasinzalato un pacamento 500 euros in papiru risultaus a postir frassos. S'esercente ha contato a sos militares de era più su dinare di una persona che ha paccao merce de paco valore che su dinare vrassu pro aere su restu in dinare buonu. Quando si indestabizzau a denunziaus uvatta sos carabineris che han avviaus as indagines. E custe sue duo spaccamentos fattos in Nugoro, caso primo, este stau fatta un'ambulante senegalese, una femmina la pacca una paia e mezza 500 euros o vrassos pro aere su resti in dinare buono. Sos carabinieri de Nugoro pedin a sos commerciantes e a sos cittadinos de dare cara a sos spaccamentos fattor da persone che non si conoscono, senza lande diretto a sos comandos de sa stazione de sos carabinieri de sa provincia, fattos che accustos capitaus a su commerciante nugoresu e a s'ambulante senegalesu. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale de Casteddu ha fatto un'altra operazione a contrasto dell'evasione fiscale per recuperare tassas e balanzos non denunziaus a serario. Sul militares e desa tenenzia de Sarrocchi in sintiri di un controllo fiscale hanno accassato una società de Sabidda che non avversava a su fiscu 628.000 euro in tre tassas e contributos previdenziales. In sor 2 anni fiscales compudaus, sor finanzieri hanno accertato che a un'ala sa società ha contabilizzau bene totus as postas de bilanciu e fattus ar declaraciones previdias. A satera però non avversaus chi depiata de impostas supra sos redditos, IVA, trattesas contributivas e previdenziales e accabaus accertamento dunque sa finanzia trasmittius a praticas as autoridades fiscales e pros provvedimentos de legge. S'avvertenzia ottana pustir de annor de Irmenticu e in sintiri han attancau vinza sa spaccas attività del galo apertas torrata esse su pensamento sociale e politico de sa Sardigna entrega. Sa decisione de su sindicu Franco Saba che ha minettau sar dimissiones e casa situazione oramai est unu disaccatto economico e sociale ha convinto sa regione a pretare sas praticas pro pedire a su governo su riconoscimento de s'area de crisi complessa e de su situ de interesse nazionale pro sar bonificas. Si su governo che a formare a dare parre in favore pro si diata a pode spessarie a un venidore de bonificas ambientales e de riconversione de s'area industriale. A sa richiesta de riconoscimento de area de crisi complessa, sa regione ha presentau peri un documento che designa su programma de riconversione e de rilancio de s'area industriale de Ottana. De su polo de sa gomma e de sa plastica, cussu de sa cadena de su frittus, agroalimentare, s'energia. De sos problemas passaus e presentes de Ottana eris indana va veddau in sa direzione nazionale de su partiu de sos sardos, che si sta dobbia in Ottana, presentes sos amministradores regionales e locales, sindacaos, rappresentantes de sas forzas datoriales, totus a sottolineare che sa crisi economica e sociale oramai calcolausa l'accana. Si chi tisava in de su Comitau pros Insularidade, che in tutta Italia scollinde sar firmas necessarias per una proposta de legge di iniziativa popolare proponere in sa Costituzione italiana su principio de insularidade. Bicherene che invanta mizza firmas a chi su Comitau, che ha riuniuso il movimento naschioso in Sardegna, Sicilia e s'assozio de sas Isular Minores e si chinde a collire in tutto su territorio nazionale pro informare sa popolazione de sos problemas chi cada die vivene sos isulanos. A fa vedere des iniziativa este Roberto Vrongia, presidente del Comitau pros Insularidade, sono due che sos assozios spontaneos o naschios proprio pro custu, presentes mescamenti in su sud d'Italia, mentre vamos su Comitau Siciliano, assozio ambasciata di Sardegna, Savasi, che ha per organizzare una mobilitazione a livello nazionale promedio dei sor circulos o del suresto su linea Frongia, sos emigraos sardos sono cussu schipatteni de prusus Insularidade, proneche desar difficultades chi bisunu pro arrivare in Sardegna tornano a una volta in manco a sa terra e soro. Domenica 22 aprile in Seneghe stata fatto un addobbio che è organizzato a Maniau da Campos, che è un assozio che attacca la valorizzazione delle artes e della tradizione orale che sono un patrimonio immateriale della Sardegna e dell'umanità puru. Sana addobbiare prova a vedere l'importo umano di queste artes e su bisogno che entrano in scuola forse in una maniera differente da come hanno fatto Vinza Saccomo.
In si specifico ites, questa dove proitte la Zesamaniau? Questo è su duoso de battere a dubbios che faghimus in questo tempo, in 6 mesi. Abbiamo cominciato su mese Natale, gramente so sindicos a regionare de questo problema della cultura nostra in Sardegna, che sono legati a Salbiddas, a sa vita de Salbiddas e a sul fatto che la Sardegna non solo è perdendo cultura, ma è perdendo finza sa gente, massimo Salbidda dell'interno sono tornando a nuda e so sindaco sono soffrendo a bere questa realtà e noi cretimus e pensammus che solo aziende nos appare, travagliando d'otto parisi, potremmo resessire a mutare questa situazione che è negativa, demografica, ma vinzasa ambientale e culturale. Questo secondo attobio che faccimus è dedicato a sei scuole. Il titolo è «Isi scuolas avere in Tisennas», che narrare che vinzasa come sa scuola l'hanno spesso scanzita a anni. Un'intradedda gai de cultura sarda de limba e de cultura sarda e sasi scolas. E noi pensiamo che bappa bisogno de meta di bruso.